Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, il più veloce è Iride Light con Brombin alle redini, il cavallo meno atteso come in questo momento per quelle che erano le quote di apertura e di chiusura di questa corsa, ed è davanti a tutti. Il numero 5 è scattato splendidamente, si è messo davanti al numero 1 a Inverter Feel. Alberto Garrutto già si mette a destra, il musino a destra per provare a mettersi contro l'attuale leader Iride Light, e andremo a vedere che cosa deciderà il capofila. Sembra che possa concedere strada a Inverter Feel, e così succede, e quindi al comando abbiamo Inverter Feel davanti al numero 5 di Ride Light, poi il numero 6 di India Ivanò, Lux, viene squalificato. squalificato Ivanò, e tutti gli altri cavalli che seguono in questo momento un po' in ordine sparso. 15,4 è stato l'ultimo parziale, 32,3 il complessivo i primi 200 metri, quando Inverter Feel ha preso decisamente il comando delle operazioni. Dietro di lei abbiamo Iride Light che era partita in maniera ottimale, e poi abbiamo Icaro Mo che già si è messo sulle tracce del leader della corsa e marcia a destra, seguito dal numero 6 di India Lux. 15,9, poi 15,4, quindi si rimane su un'andatura abbastanza tranquilla, con 4 cavalli che in questo momento compongono le prime 2 pariglie, e poi altre 2 pariglie che seguono quando stiamo per arrivare al termine della curva che introduce nelle tribune. 16,4, Alberto Garrutto ha decisamente deciso di rallentare la marcia del tutto, e quindi Inverter Feel a questo punto segue le sue direttive. Icaro Mo è a fianco a lui, il numero 5 Iride Light è secondo, il numero 6 India Lux è in seconda pariglia, poi abbiamo il numero 7 e il numero 4 di Incanto del Grillo e Yabadabodu come terza pariglia. 1 e un 14,6 per quello che è il parziale delle tribune. Entriamo nella curva e la situazione rimane abbastanza cristallizzata, nessuno si muove con quella decisione che fa pensare: ma ecco che arriva Yabadabadu, che non è ovviamente un ullo, non è quello che era il cartone animato, ma è un cavallo che sta arrivando fortissimo dal numero 4, è un cavallo su cui ci sono aspettative, ma non sembra marciare così decisamente. Invece marcia molto più decisamente Icaro Mo, che quando siamo negli ultimi 400 metri di corsa ingrana la quinta e se ne va, prende un paio di lunghezze di vantaggio e incomincia a Numero completare 4, la curva. Yabadabadu Yabadabadu squalificato. purtroppo sbaglia e viene squalificato. Entra in retta d'arrivo da solo Icaro Mo, e Icaro Mo se ne va verso questa sua vittoria. Arriva da dietro velocissimo il numero I Am Home, ma è troppo tardi, vince Icaro Mo, secondo I Am Home, al terzo posto il numero 1 di Inverter Feel, e poi Iride Light per questa corsa in 1,17,3 come media chilometrica, che si porta a casa Marco Stefani per Zedda come training. Icaro Mo per questa cavalla, per questo maschio di 3 anni da Pascià l'Est, che vince la seconda corsa di questo convegno.